E adesso? E adesso? Troviamo un interprete. Le periferie spesso sono indifferenti e ostili. Perché lasciare il corpo lì? Forse per darci indizi sulla sua vita. Perché? Rifiuto. Ci conduce nei luoghi del suo passato, dove è stato compreso o accettato. Ehi, com'è il pesce spada? Perché sei così nervoso? Sono pulito. Ne sei sicuro? No? Certo che lo sei. Che c'è? Hai una collega adesso? È carina. Sì. Ascolta, devi aiutarmi a fare una cosa. Certo che lo faccio. Che cosa dice? Non si capisce. È strano. Cosa vuol dire che non capisci? Non è giapponese? Sì, è solo che è davvero difficile capirlo. Sì, ok. Continua ad ascoltare. Questo corpo non è mio. Io non sono quella in questo corpo. Sono vita senza confini. Non sono mai nata e non sono mai morta. È un sutra, una preghiera buddista della morte. Dove l'avete preso? Aspetta, dice altro. Giallo. Lui è giallo. Lui è cosa? Continua a ripetere che lui è giallo. Giallo? Che potrebbe significare? La parola che usa è oshuko, che in giapponese vuol dire giallo. Quando è morta? Grazie per l'aiuto. Ehi, New York! Come ha fatto? Rimani pulito. Giallo. Che cosa vuol dire?